Buonasera, buonasera, bentrovati anche questo venerdì in Fatti Nostri la Piazza. Un saluto anche a chi ci segue attraverso la radio sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Questa sera vogliamo parlare, come dice il titolo della trasmissione, di vite dipendenti. Se ci pensate un attimo, probabilmente nessuna delle nostre vite è realmente indipendente. C'è qualcosa con cui entriamo in relazione e che in qualche modo ci tiene soggiogati. Parleremo di dipendenze che possiamo definire tradizionali come alcol e sostanze stupefacenti, ma anche di droghe che potremmo chiamare di ultima generazione, anche se in realtà cominciano a diventare abbastanza solide, quasi storiche. Parliamo della dipendenza da gioco e della dipendenza da internet, per esempio. Chissà quanti genitori in questo momento raddrizzano le orecchie. E anche altre dipendenze entreranno in questa conversazione. Avete come sempre la possibilità di entrare in contatto diretto con noi. I numeri per farlo ce li comunica Francesca Iuculano, che questa sera è insieme a me in conduzione. Buonasera Paola, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Certo, potete dirci come la pensate, potete interagire con noi, potete interagire con i nostri ospiti che tra pochissimo Paola vi presenterà. Potete farlo telefonandoci allo 049 8481 984 oppure mandando un sms. Il numero è 392 666 0099. Ripeto i numeri per le telefonate: 049 8481 984, per gli sms 392 666 0099. Esperienze, quelle che ci potrete raccontare attraverso il telefono, attraverso gli sms, esperienze che vi racconteremo anche attraverso contributi registrati, esperienze di vita con cui ci misureremo insieme ai nostri ospiti, che vi presento subito. Stiamo ancora aspettando una persona che ci deve raggiungere. Il primo ospite che saluto è l'assessore Remo Sernagiotto. Assessore, benvenuto. Buonasera. Assessore ai servizi sociali della Regione Veneto. Saluto anche Graziano Bellio, ben arrivato. Buongiorno. Direttore del SERD, Servizio Dipendenze di Castelfranco Veneto, e coordinatore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Ulsotto. Ho detto SERD. Vedremo che cosa significa questa lettera D, perché qualcuno avrà pensato: ma come è sbagliato, si dice SERT, non più. Saluto anche la dottoressa Giulia Pessa, medico specialista in tossicologia medica e psicoterapeuta, lavora alla Casa di Cura Parco dei Tigli. È una struttura dove vengono trattate non solo le dipendenze tradizionali, ma anche dipendenze con cui magari non tutti abbiamo questa grande dimestichezza. I termini sono per esempio le new addiction, ecco, poi faremo una carrellata di queste new addiction, e un altro settore molto interessante e da non sottovalutare è quello delle smart drugs, le droghe furbe, possiamo tradurlo un po' con questi termini, dottoressa, sì, in qualche modo. Ci dà un anticipo su quelle che possono essere le new addiction? Facciamo un elenco. Sì, diciamo che le più conosciute sotto questo nome sono le dipendenze dal gioco d'azzardo, le dipendenze da shopping, le dipendenze da internet e dalle tecnologie, insomma, legate. Quindi anche per esempio il cellulare potrebbe creare una dipendenza? Sì, anche se devo dire internet è molto più, come dire, ricco di stimoli, e quindi anche di stimoli psichici, e quindi è più adatto, insomma. Telefonini certo. Esatto, poi ci sono diciamo la sex addiction, che sono forme un po' meno frequenti, l'exercise addiction, la dipendenza da esercizio fisico, che qualche volta vediamo, insomma, no? Un po' figli dei paesi anglosassoni. Stiamo allargando la visione rispetto a quelle che possono essere le dipendenze tradizionalmente intese. Sì. Vediamo di fare un po' un quadro di quella che è la situazione in Regione, Assessore. Io dicevo prima SERD, non SERT, e questi sono i servizi che sono sul territorio, quindi non più servizi per le tossicodipendenze, ma per le dipendenze. Quindi evidentemente c'è stato anche un cambio nella riflessione culturale anche a livello istituzionale per aggiornare, per adeguare i servizi a quelle che sono le
le urgenze sempre più dinamiche a livello di dipendenza. Vediamo di fare un po' il quadro di ciò che c'è in regione. Sì, la regione del Veneto negli ultimi 20 anni ha fatto un importante lavoro, poi si è aggiornata, per dire, noi solo 4 mesi fa abbiamo provato, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, con molti degli operatori dei SERD di tutta la regione che hanno collaborato per preparare una riforma del sistema. Il sistema che oggi non è più quello tradizionale. Noi conoscevamo il tossicodipendente, ecco perché SERD, che era quello dell'eroina, quello della mia generazione, che lo vedevi nel parco, disturbava un po' anche la società perché rompeva il finestrino della macchina, rubava la radio, era uno che era emarginato. Negli ultimi anni è tutta un'altra cosa, perché poi ci sono le dipendenze violente che allora un po' tende a emarginarsi, ma anche da gioco, ma solitamente è la persona che fa una vita normale, che rimane integrata nella società, che però insospettabile fa soffrire molto la famiglia, perché il dipendente da gioco in particolare, quando prende lo stipendio, tende nei primi 3 giorni a avere quasi l'angoscia di voler giocare costantemente, mentre lì c'è una famiglia, dei figli, una scuola, i bisogni, i libri, e allora solitamente è sempre la donna, perché noi parliamo anche di donne che hanno dei problemi, ma c'è ancora una percentuale di maggioranza di maschi, e lì solitamente c'è la donna che tiene unita la famiglia, che assume un ruolo come l'ha sempre assunto negli ultimi 100 anni, almeno nel nostro Veneto. La donna ha avuto un ruolo importantissimo nel tenere insieme nei territori del Veneto meno cittadino, quello più periferico, le dipendenze da alcol negli anni 40, ma negli anni 60, fino alle pedemontane trevigiane e vicentine, si faceva grande uso. Non era quasi una patologia, perché se l'80% era dipendente da alcol diventava quasi una non patologia, ma la famiglia soffriva molto e chi teneva insieme questo era la donna. Adesso abbiamo questa riforma che riprende e guarda con attenzione. Noi abbiamo, per dire, un progetto sperimentale proprio a Lussotto con il dottor Bellio sul gioco d'azzardo, e siamo un po' preoccupati perché scade proprio alla fine di quest'anno, il prossimo anno. Con i tempi che viviamo abbiamo qualche difficoltà a pensare. Proprio ieri la Commissione Quinta ha approvato, su indicazione, che sulla spending review, che taglia il 5% in modo lineare a tutto, perché nessun deputato, neanche i nostri veneti, sono intervenuti a pensare che il sociale aveva una dimensione diversa. L'ha fatto la Regione, non il 5 ma il 0,5 per quest'anno, l'1 il prossimo anno, il 2 l'anno, il 2014, poi dovrebbe rimanere il 2 comunque. Perciò stiamo facendo una grande riflessione, perché tenere insieme la famiglia, la società è il punto strategico perché una società possa anche crescere. Oggi viviamo una grandissima difficoltà. Pensate che per 30 anni in Veneto non si è mai parlato di disoccupazione, di problemi di lavoro, non c'era nel comune discutere delle persone, tuo figlio ha trovato lavoro, non esisteva per 30, 35, 40 anni. Adesso abbiamo quasi 160.000 cassaintegrati, abbiamo una serie di situazioni. Pensate quel padre di famiglia che a 35 anni perde il lavoro, magari ha un anno di cassa integrazione, un anno di mobilità, e se nei primi 6 mesi non rientra attraverso anche la formazione, è una persona che va in grave difficoltà. E tutte queste attrazioni, qualche volta anche governative, come quelle maledette macchinette che ci sono nei bar, potrebbero attrarre persone che in difficoltà tentano di superare. Una volta era l'alcol, e questo è un momento di cui noi invece dobbiamo insistere, rafforzare, investire, perché dobbiamo tenere insieme la famiglia, e le dipendenze è uno degli strumenti che distrugge la famiglia. Lei ha toccato uno dei punti che volevo affrontare insieme a voi. Intanto saluto l'ospite che doveva raggiungerci, è la dottoressa Valeria Zavan, responsabile dell'SOS SERD di Novi Ligure, fiduciaria non alcolista di Alcolisti Anonimi. Si parlava di alcol in questo momento tra le varie dipendenze, si diceva come la dipendenza in generale vada ad incidere
sugli equilibri familiari. L'assessore Sernagiotto ha toccato un elemento che mi piacerebbe affrontare insieme a voi. Aggiungo una cosa prima Prego. che la dottoressa, ad esempio il tema del lavoro. Il lavoro è centrale per ogni persona. Noi sulla riforma delle tossicodipendenze abbiamo pensato che i SERD, le comunità di recupero, ma un tempo molto breve, poi le fattorie sociali, le imprese sociali, cioè il lavoro, il percorso del lavoro quasi prioritario rispetto alla dignità della persona e reinserimento sociale veloce. Perciò la scelta è fatta tutta sul lavoro, questo vale per i disabili, vale per chi perde attraverso delle dipendenze il lavoro, il rapporto con... E perciò noi mettiamo al centro la dignità della persona, riteniamo che il lavoro sia uno degli elementi centrali insieme alla famiglia per una buona vita. Per recuperare questa dignità. Il rapporto tra crisi e dipendenze, allora, quanto stretto è? Siamo in un periodo di pesante crisi, di forte crisi. Sentiamo magari la dottoressa Zavan, quindi le facciamo rompere subito il ghiaccio. La perdita del lavoro, la incapacità o l'impossibilità di riuscire ad avere un'occupazione sono un motivo forte per cercare, per esempio nell'alcol, una compensazione, una spinta, un modo per dimenticare anche il problema, o non è così? Ma in generale è abbastanza vero, nel senso che è sicuro che nei periodi di regressione economica i problemi collegati alle dipendenze diventano più ampi, questo è certo. È sempre successo nella storia di tutti i paesi, basta pensare a quelli che tentano la fortuna, no? Con le macchinette eccetera, esistono tanti sogni che le persone si fanno per risolvere. Però l'alcol mi fa pensare di più a qualcosa che aiuta a rimuovere per un attimo il problema, a dimenticarlo. Sì. Per una parte della popolazione è così, è vero anche il contrario, è vero che quando si comincia a bere una delle cose che accade è che il deterioramento è tale si ha la conseguenza che si possa avere una compromissione sociale senz'altro. Guardi, perché quello, ci tengo io questa sera, sono in veste di fiduciario in un alcolista di Alcolisti Anonimi, anche se sono una di... una doppia veste? Sì, c'è una doppia veste. Chiedo intanto un attimo di pazienza alla persona che è in attesa al telefono, faccio finire la riflessione alla dottoressa. Per dire che quest'anno abbiamo appena finito di elaborare i dati di Italia, quindi riguarda i 500 gruppi d'Italia, e effettivamente quando uno comincia ad avere problemi di alcol, la prima cosa, come diceva giustamente l'assessore, è la famiglia che viene coinvolta. Al secondo posto però ci sarà la salute, al terzo c'è la vita sociale, quindi c'è il lavoro. Quindi sono le 4 aree più importanti delle persone, no, della vita delle persone, che vengono di fatto compromesse. In qualche modo compromesse. Vediamo che sollecitazione arriva dai nostri telespettatori, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Niente, io volevo un attimo condividere anche quello che si sta dicendo. Secondo me il discorso del gioco d'azzardo in effetti è molto correlato anche all'alcolismo. In effetti quando le persone in qualche modo entrano in un locale per giocare d'azzardo, vengono loro offerte anche alcol, anche gratuitamente. Una cosa che noto, che sento così molto ricorrente, è tutto lo strascico che diciamo queste due cose portano, cioè portano anche indubbiamente a divorzi, non comprensione in famiglia, e quindi alla fine ci sono dei problemi a livello sociale che poi scoppiano, e quindi è difficile proprio in qualche modo risistemarli. Il gioco d'azzardo alla fine credo che voglia dire semplicemente che uno lavora, cioè uno non lavora per cercare di trovare altre cose, cioè uno semina per raccogliere alla fine dei soldi, quindi c'è anche un discorso di avidità, forse, non lo so, ecco, è un discorso che magari rimbalzo a voi perché venga approfondito. Perfetto, allora una sollecitazione sul gioco come dipendenza. Io cambio la scaletta a questo punto, avviso la regia, perché il gioco d'azzardo l'avevo messo un po' più avanti nella riflessione
nella scaletta, le scalette cambiano quando si è in diretta, quindi partirei da questo, dottor Bellio, allora a questo punto, visto che lei ha una competenza particolare nella dipendenza del gioco d'azzardo, è all'interno di una serie di progetti molto importanti. Abbiamo avuto una serie di suggerimenti e sollecitazioni interessanti. L'avidità da un lato, il bisogno di recuperare denaro dall'altro, la compromissione delle relazioni familiari. Partiamo allora da questo tipo di dipendenza. Sì. Beh, intanto l'associazione gioco-alcol, no? Sì, anche è questa, sicuramente un'associazione forte, perché dal 40-60% dei giocatori abusa di alcol, che non vuol dire che siano alcol dipendenti, ma abusano di alcol, e il rapporto si rafforza vicendevolmente, nel senso che si gioca spesso nei posti dove si beve, e quindi quando uno gioca beve, ma è anche vero che si beve nei posti dove si gioca, e quindi a volte gli organizzatori dei giochi offrono da bere, parliamo di casinò per esempio, è noto che diversi casinò offrono gratuitamente le bevande alcoliche. Questo perché è dimostrato che l'alcol facilita l'avvicinamento al gioco e la perdita del controllo sul gioco, quindi uno poi si trova a giocare più di quanto aveva preventivato. L'impatto del gioco d'azzardo sulla famiglia è molto pesante e anche molto lunga. Questo dipende dai livelli di indebitamento che l'azzardo poi produce, ma pensiamo che per esempio una famiglia che accumula qualche decina di migliaia di euro di debito ha poi una prospettiva di calo della qualità di vita che è molto lunga, parliamo di molti anni, decine di anni magari, per pagare un mutuo che possa in qualche modo ristabilire le cose. Per cui effettivamente poi il problema della crisi, no, entra in gioco, e lo si vede dalle cifre, perché in questi anni di crisi il ritmo con cui si gioca non è calato, non è neanche rimasto uguale, è aumentato, e semmai è aumentato anche di più di quanto aumentava precedentemente. Come se la gente cercasse di compensare attraverso il gioco entrate economiche minori. Esatto, cioè una delle motivazioni forti è quella di pensare che il gioco sia un modo per prendere soldi, per guadagnare soldi, per integrare il reddito. In realtà dobbiamo ricordarci che le aziende che producono i giochi non sono enti di beneficenza, hanno un loro tornaconto piuttosto importante. Ma credo che i gratta e vinci siano aumentati la vendita del 100% in questi anni. No? Allora i dati sulle lotterie sono raggruppate, per cui noi abbiamo solo i gratta e vinci, abbiamo anche le altre forme di lotteria, che è comunque un gioco che viene a torto considerato un gioco di minore importanza. Invece il meccanismo intrinseco al gioco è lo stesso delle slot machine. Sembrano due mondi diversi, la slot machine e il gratta e vinci, ma il meccanismo intrinseco in realtà è molto simile. Piccolissimo investimento con la prospettiva di grandi guadagni, velocità, possibilità di trovarlo senza troppi problemi. Certo. Velocità vuol dire ripetizione. Sì. E quanto più è veloce il gioco, velocità vuol dire il tempo che passa tra quando io compro, punto, e quando ho il risultato. Allora, che so, la lotteria di Capodanno, io compro il biglietto a ottobre e so il risultato il 6 gennaio. E viceversa, con la slot machine parliamo di pochi secondi, 6 secondi. Gratta e vinci uguale. È uguale, Gratto. il tempo di averlo in mano è gratto. E quindi questo aiuta la ripetizione. Io chiederei alla regia anche intanto se è possibile preparare il contributo relativo a Campoformido, perché vista la conversazione, il tema della conversazione è il contributo giusto. Francesca. Ci sono, Paola, alcuni sms che stanno arrivando, sono diversi, davvero molti, segno che probabilmente l'argomento interessa gran parte dei nostri telespettatori, alcuni proprio sul gioco, quindi come per il fumo il gioco è una dipendenza legalizzata che fa comodo allo Stato, vedi gratta e vinci, questo è una delle
degli sms che ci è arrivato, e anche cosa fanno le istituzioni per i giovani che cadono nella rete di droga e alcol. E ancora, i tagli continui alla spesa sociale penalizzano non solo i dipendenti ma anche i familiari. Ecco, questi qua quindi ritorniamo un po' con le tematiche che abbiamo toccato in questi minuti. Prima di rispondere al discorso del gioco come azzardo legalizzato, vedrei insieme a voi questo contributo, Francesca. Esattamente, Campoformido, il dottor Rolando De Luca e la sua associazione SOS Gita Gioco d'Azzardo, un'associazione, una delle primissime in Italia per combattere questa dipendenza letale e che tra l'altro sta assumendo contorni sempre più significativi. Ricordiamo brevemente che 4 persone adulte su 10 giocano d'azzardo e sono catturati letteralmente dal gioco d'azzardo, e che il gioco d'azzardo si sta diffondendo tra i giovani che abusano anche di farmaci come i tranquillanti proprio per giocare più a lungo. Comunque vediamo da Campoformido il dottor Rolando De Luca e a seguire una testimonianza di un giocatore, ex giocatore d'azzardo, che ha voluto coraggiosamente raccontarci la sua storia. Il centro di Campoformido per ex giocatori d'azzardo e loro familiari ha inizio nel 1993, poi si sviluppa e nel 1996 ha inizio il primo gruppo di terapia. Attualmente, arrivati al 2012, i gruppi di terapia da me condotti sono 10 alla settimana, frequentati da oltre 240 tra ex giocatori e loro familiari. C'era la necessità in quegli anni in cui nessuno parlava d'azzardo nel nostro paese di trovare un punto di riferimento e di fare una sperimentazione. Devo dire che a distanza di tanti anni gli esiti sono stati estremamente positivi. Quest'anno, per il convegno che andremo a fare, io porterò dei dati incontrovertibili. Quali sono questi dati in sintesi? Ho un disoccupato su 240 persone, nessun suicidio da quando ha avuto inizio il centro di terapia qui a Campoformido, in media una separazione all'anno che viene trattata molto bene all'interno dei gruppi. La depressione, l'impulsività e l'ansia sono in costante calo, e questo è, tra l'altro, dobbiamo dare atto alle ricerche sperimentali che abbiamo fatto qui al nostro interno e pubblicate su riviste scientifiche. A questo punto, a distanza di tanti anni, mi rendo conto che la notizia può sembrare paradossale, ma invece è reale ed è vera, e lo dico con grandissima soddisfazione: la patologia e la sofferenza è certamente inferiori in questi 10 gruppi di terapia che nella realtà esterna. Nella realtà esterna si sta molto, ma molto peggio. I numeri a livello nazionale, ne sappiamo tutti, sono drammatici, gioca un po' tutta la popolazione. Poi ormai sono stati investiti oltre 80 miliardi annuali di euro, il trend è in crescita, la pubblicità è in crescita, l'offerta è in crescita, e quindi la situazione a livello nazionale e generale è una situazione fuori controllo. Oramai nessun tipo di intervento, qualunque esso sia, qualunque sarà, potrà ridurre tutto questo, a meno che non si vada all'azzeramento immediato della pubblicità e alla riduzione dell'offerta. Ma comunque sarà molto, ma molto complicato mettere una pezza a questo disastro sociale creato purtroppo, e lo dico con amarezza perché io difendo le istituzioni prima di tutto, dalle istituzioni. Dunque, io mi chiamo Massimo, ho 57 anni, ho iniziato a frequentare il gruppo nel gennaio del 2001 e fortunatamente ne sono uscito nel marzo del 2006. Sono stati 5 anni duri, cioè la gente pensa che vedere un gruppo sia un passatempo, invece comunque è stato duro perché non si parla solo esclusivamente di gioco d'azzardo. Infatti sono stato un po' meravigliato le prime volte perché dicevo: ma come? Io sono un giocatore d'azzardo, ho perso un sacco di soldi che non so quantificarli in lire, ma comunque diciamo 3 appartamenti
Mi sembrava una cosa fuori dal normale, cioè io vengo in un gruppo di terapia per il gioco d'azzardo e si parlava di tutt'altre cose. Dopo, con l'andare del tempo, si è capito le motivazioni che cercava il dottor De Luca di tirarti fuori un pochettino dentro, il perché si è cominciato, che ancora oggi come oggi io sinceramente non lo so come è cominciato. È durato 5 anni e 3 mesi, non è facile perché comunque il gruppo dopo le prime 2 o 3 sedute ho dovuto sottostare a non li chiamo ricatti, a dei comportamenti, in poche parole, io dovevo andare in giro senza una lira in tasca, qualsiasi cosa prendevo, se prendevo un caffè dovevo portare comunque lo scontrino a mia moglie per far vedere dove era andato a finire quel 1000 lire, le sigarette me le comprava mia moglie. Insomma io ho dovuto fare, specialmente il primo anno, ma non so neanche io ero abituato a girare con soldi, con banco, ma con carte di credito in tasca e viaggiavo col portafoglio che se mi cadeva in terra, che me lo trovava uno, era capace di mettermi dentro 1000 lire perché comunque era assolutamente vuoto. Ho continuato a frequentare il gruppo fin quando mi sono state date le dimissioni da parte del gruppo del dottor De Luca e adesso sono qua, aiuto il gruppo come posso in qualsiasi maniera e sto bene. Difficile uscire dalle dipendenze. Abbiamo solo un minuto prima di entrare in pubblicità. Dottoressa Pessa? Difficile, sì, è difficile uscire da tutte le dipendenze, comprese quelle del gioco, anche perché per le dipendenze da sostanze c'è qualche ausilio in più. Nella dipendenza da gioco è una dipendenza difficile, è una dipendenza che appunto poi nell'andamento della terapia induce anche queste riduzioni della libertà che sono difficili sia per chi le deve attuare sia per i familiari che devono accompagnare il giocatore in questo percorso. Questo può portare ad ulteriori attriti, ad ulteriori tensioni all'interno sì, di come diceva il testimone del giocatore, diceva sì, sono quasi delle specie di ricatti. Noi cerchiamo di chiamarli proprio contratti per cercare un aiuto reciproco. Però vengono sentiti in questo modo. Sì, sono dinamiche difficili ed è per questo che appunto un aiuto sia gruppale sia da parte di qualcuno che possa consigliare in questo percorso è molto utile. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ripartiamo proprio da questo concetto del gruppo, vi aspettiamo. Di nuovo insieme, infatti nostri La Piazza per parlare di vite dipendenti, lo facciamo anche insieme a voi. Francesca, ricordiamo i numeri per entrare in contatto con lo studio? Potete dirci che cosa pensate attraverso telefonate ed sms, i numeri sono per le telefonate 049 8481 984, per gli sms 392 666 0099. Abbiamo parlato di dipendenza in particolare di gioco, da gioco, senza parlare dell'azzardo necessariamente. Se non sbaglio ci sono sms che stanno arrivando anche per altre dipendenze. Esattamente, Francesca. Paola, anche per l'alcol la domanda è rivolta alle istituzioni, quindi al nostro assessore. Cosa fanno le istituzioni per i giovani che cadono nella rete dell'alcol? E sono sempre di più, ci chiedono. Sì, no, le istituzioni hanno una propria rete perché i nostri SERD servono in modo complessivo a tutte le dipendenze. C'è un problema che negli ultimi anni i giovanissimi, sempre più giovani, tendono a usare l'alcol come strumento di sballo, come moda. Gli spritz sulle piazze, 2 o 3 bicchieri sono sempre più grandi. La sera nei locali c'è la tendenza di usare l'alcol. C'è stata una forte stretta delle istituzioni molto positiva anche sul nuovo codice della strada che adesso è pesantissimo, io credo quasi troppo pesante, si arriva a 14 anni di sospensione della patente, perciò speriamo sia educativo, ma proprio 15 giorni fa io ogni anno, perché io tra le mie deleghe, oltre alle dipendenze, la disabilità, gli anziani, il carcere, ho anche le politiche giovanili e abbiamo fatto un meeting dei giovani, come lo facciamo ogni anno, per presentare dei bandi
gli APQ, gli accordi di programma quadro dell'allora Ministero della Gioventù, aveva messo a disposizione dei soldi, abbiamo fatto dei progetti importanti sulla creatività dei giovani e abbiamo portato a Caorle 3.000 giovani con le scuole, è stato uno spettacolo e lì era vietato l'alcol. Alla sera abbiamo portato un'orchestra di 25 orchestrali con 12 ragazzi, quelli che frequentano anche amici, e hanno fatto uno spettacolo di 2 ore. E la sfida era quella di far capire. I ragazzi, 3.000 quasi ragazzi, hanno ballato per 2 ore, ballavano, si divertivano. E poi gli abbiamo detto: come mai senza alcol vi divertite così? Per comprendere che ci si può divertire bene comunque. Però la tendenza è quella, oggi giovanissimi, 14 anni. Questo è pericolosissimo perché i ragazzi non sono ancora maturi, perché il bicchiere di vino mangiato a pasto a 30 anni, a 25 anni, quando una persona è adulta, magari, io non so, non credo faccia bene, ma insomma si può anche fare. Questo. Invece c'è tutto un sistema economico, la pubblicità è uno dei problemi veri, la pubblicità oggi, il nostro sport è sostenuto. Se lei vede sulle maglie della Juventus, vede questi MGM, cose strane, dice cosa faranno? Faranno, non so, formaggini, non è così, non fanno formaggini. Sono tutte società del gioco che lo Stato ha introdotto perché incassa quasi 80-90 miliardi all'anno, il bilancio di 750 miliardi oggi regge, oltre che sull'IRPEF, sull'IRLO e sull'IRAP, regge molto sul gioco d'azzardo, cosa sbagliatissima perché poi molti soldi, per dire noi abbiamo 25 milioni come Regione Veneto che dedichiamo alle dipendenze, cioè ai nostri operatori, ma sono pochi, certo. Perciò noi dovremmo fare un percorso educativo. Vede, l'alcol è forse la droga più vecchia, riemerge costantemente, perché c'è stato un periodo che c'era stato un po' l'avevano lasciato da parte i giovani, adesso sta riemergendo in modo pesante. Sono queste mode che molte volte le importiamo da altri paesi europei, la Spagna ne è stata un esempio di queste mode così negative e noi chiediamo molto, noi dobbiamo rafforzare la famiglia. Rafforzare la famiglia, rafforzare la scuola. Io per credo rafforzare la famiglia, realtà come Alcolisti Anonimi sono strategiche, credo anche in collaborazione con le istituzioni, con gli enti pubblici, con i servizi sul territorio. E sentivamo prima la testimonianza che parlava dell'importanza del gruppo, dell'entrare in relazione. Per voi è un'esperienza quotidiana, non solo un'esperienza quotidiana, ma un'esperienza che vi permette anche di rilevare i problemi. Si parlava di soglie molto basse, di ingresso nel mondo della dipendenza da alcol e penso che lei ci possa confermare questa cosa. Io vi posso confermare molte delle cose che sono state dette in questo momento da un altro punto di vista. Alcolisti Anonimi è una delle associazioni di autoaiuto più conosciute al mondo. Festeggia 77 anni quest'anno e sono 40 anni di AI Italia. E parliamo di una cosa come 450 gruppi in Italia, che non sono proprio pochi. C'è da tener conto che AA è il capostipite di molti tipi di gruppi che seguono uno stesso programma, tra cui quello dei giocatori anonimi e così via, e delle associazioni similari e parallele, tipo quella dei familiari, sì, no? Di Alcolisti Anonimi, gli Al-Anon. Infatti. E su questa cosa la famiglia non solo è il luogo in cui, come dire, il primo problema di relazione si vede e si palpa quando c'è una dipendenza, ma è anche il luogo da cui spesso ricomincia il recupero. E questo è un aspetto estremamente interessante della questione, perché per esempio dai dati che citavo prima risulta che se noi andiamo a vedere com'è che le persone arrivano ai gruppi, quindi all'esperienza, no? Di trovare qualcuno che ha fatto la tua stessa strada, che ha trovato un modo per risolverla, sì, la questione. E per quasi 2/3 è sempre un familiare che aiuta le persone ad arrivare. Non è da disdegnare il fatto che per l'altro terzo comunque sono i servizi, sono i professionisti, ecco, sono persone che a vario titolo del mondo della sanità hanno a che fare con problemi che riguardano la cura delle persone. Quindi in questo senso io credo che
i gruppi di autoaiuto, ce ne sono anche altre di associazioni, perché ci sono anche i club, abbiamo come dire, un parterre molto interessante nel territorio, sono delle... come posso dire, delle strutture, delle organizzazioni, delle associazioni che sono complementari ai servizi, e in questo senso credo che i servizi fanno quello che il gruppo non può fare e il gruppo c'è e reale viceversa. Mutuo aiuto, possiamo dire in qualche modo. Vi interrompo un attimo perché abbiamo un'altra persona che ci chiama da casa, vediamo con quali sollecitazioni. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Niente, io volevo sollecitarvi da questo punto di vista, guardando gli adolescenti e i giovani. Internet, cellulari, che stanno portando i nostri ragazzi ad avere anche dei disturbi non indifferenti. Infatti tutti quanti i medici sono propensi nel dire che i nostri giovani sono fortemente disturbati dall'abuso di questi mezzi, che sono ovviamente molto molto importanti, però nello stesso tempo, se abusati proprio nel loro utilizzo, portano veramente a dei disturbi a livello anche mentale, tante volte, scioccanti anche tante volte, ecco. Era un lancio anche questo di... Indubbiamente. Ecco, ok? Certo, è uno degli argomenti che ci siamo ripromessi di trattare questa sera. Lo terrei un attimo sospeso per completare mai, ma per proseguire un attimo sull'approfondimento legato all'alcol, e lo farei, teniamo a mente quello che ha detto il nostro telespettatore, vedo i compitini anche per questa trasmissione, non dimentichiamo quello che è stato detto. Francesca, prendi appunti magari. Assolutamente sì. E comincerei... Una piccola sollecitazione. Sì? Arriva da un SMS, il problema è dopo la disintossicazione da alcol e droga, siamo soli. Il dopo. Allora, io vi proporrei a questo punto due testimonianze, perché si parlava di... la testimonianza precedente diceva io non so ancora perché ho cominciato. Tra l'altro noi, soprattutto per l'alcol, vediamo se la dottoressa è d'accordo, soffriamo spesso degli effetti di stereotipi che ci portano a pensare che quando parliamo di dipendenza da alcol il soggetto è l'uomo. Non associamo in maniera automatica questa dipendenza alle donne, per esempio, e invece è un problema grosso anche in ambito femminile. Per questo noi abbiamo voluto sentire, grazie a Elena Mattiuzzo, l'esperienza intanto di una donna che vi faccio sentire subito, è Michela. Michela frequenta gli Alcolisti Anonimi da 13 anni, da 11 non beve più. Vediamo di sentire allora un pezzo della sua storia. Ho cominciato a bere, penso come cominciano tutti, un po' per gioco. Ero in compagnia, tutti bevevano e anch'io ho cominciato a bere il primo spritz, a bere la prima birra insieme a tutti gli altri. Fin da subito però per me è cominciata una progressione, nel senso che per pochissimo tempo io ho bevuto in modo sociale, solamente per divertirmi. Poi in brevissimo tempo per me l'alcol era diventato un modo per annegare tutte quante le mie frustrazioni, le mie paure, i problemi che avevo a casa e tutte le cose che mi facevano soffrire e che non riuscivo ad affrontare da sola, non sapevo come affrontare. E l'alcol era diventato ho sempre bevuto pensando appunto di trovare quell'oblio, quello sballo che mi permetteva di non pensare a quelli che erano i problemi, ecco, no? Con una progressione che mi ha portato appunto all'inizio da bere solamente durante i weekend. Ho cominciato a bere di venerdì, ho cambiato compagnie, mi sono trovata persone che bevevano come me, almeno che sapevano divertirsi, dicevo io. In realtà appunto erano persone che avevano forti bevitori e quindi io mi sentivo che bevevo come gli altri. E poi da solo il venerdì è diventato il sabato, e poi la domenica, e poi un giorno lo spritz, e poi tutti i giorni lo spritz, e poi un giorno offrivo io perché avevo passato l'esame dell'università, un giorno perché non l'avevo passato, un giorno perché ero arrabbiata. C'era sempre una scusa per cominciare a bere. E fino a che appunto non mi sono resa conto, ho avuto un momento in cui mi sono resa conto che non ero più io che bevevo perché mi piaceva, ma bevevo perché ne avevo bisogno. E ho chiesto aiuto a una psicologa che mi ha indirizzato agli Alcolisti Anonimi. Inizialmente ci sono andata
per forza, perché non appena mi è stato detto il nome Alcolisti Anonimi ho pensato, mamma mia, addirittura io ho 19 anni, non c'entro niente con loro. Però ho cominciato ad andare. E nonostante appunto un primo periodo in cui continuavo a bere, ho continuato a frequentare il gruppo perché c'era qualcosa nelle testimonianze delle persone che erano in gruppo che era uguale a me, nonostante io bevessi in modo completamente diverso perché sì, non avevo famiglia, bevo principalmente fuori casa, avevo il mio modo di bere, ecco. L'effetto che mi faceva era esattamente come agli altri. Io quando cominciavo non riuscivo a fermarmi, ero sola, ero disperata e mi ero isolata completamente dal resto del mondo e mi sentivo completamente non capita e completamente e mal giudicata per colpa dell'alcol. E quando appunto c'è stato un momento in cui appunto ho toccato il mio fondo mi sono accorta, ecco, che non volevo più vivere così. E dentro un gruppo avevo visto persone che erano riuscite a cambiare la loro vita ed erano riuscite a imparare a vivere senza bisogno di bere, riuscivano ad affrontare i problemi senza l'alcol. E ho pensato provo anch'io e ho cominciato a fare le mie 24 ore, non bevo per oggi. La prima volta sono durata una settimana, perché poi sono uscita con un'amica e lei mi ha chiesto ma dai che problemi vuoi che ti faccia, bevine uno, che problemi vuoi che ci siano, è solo un bicchiere. Però per me non è solo un bicchiere, ecco, le altre persone fanno fatica a capire che cosa significa per un alcolista un bicchiere. Io so quando bevo il primo ma non so quando arrivo a bere l'ultimo perché non mi fermo. E quell'episodio però per me è stato molto importante perché ho capito quanto era fondamentale per me a 19 anni cambiare completamente le vecchie abitudini e le compagnie. Ecco. Dovevo trovare un nuovo stile di vita per poter uscire dal mio problema perché ovviamente tutto il mio mondo girava intorno all'alcol. E frequentando il gruppo, ecco, che è sempre stata la costante in questi 11 anni di tutta la mia vita, insomma, la frequenza del gruppo e il sostegno degli amici. Un'ultima cosa, l'hai detto prima, sei mamma di una bimba di 4 anni e sempre parlando fuori onda prima mi dicevi a me non è capitato, però ho avuto degli esempi di cosa sarebbe potuto succedere e quindi anche in questo la condivisione è stata importante. Assolutamente sì, io ho smesso di bere appunto che avevo 21 anni e io ho avuto la mia bimba che ero già sobria e grazie appunto a questo io ho sempre potuto prendermi cura di lei, ogni giorno ringrazio Alcolisti Anonimi per questo perché è un dono, perché dentro in gruppo ho sentito tante testimonianze di donne, mamme che dimenticavano di andare a prendere i bambini a scuola o si dimenticavano di preparargli da mangiare oppure gli scivolavano a terra proprio a causa dell'alcol, ecco, di quanto potente sia questa malattia e dell'effetto disastroso che ha su una donna e su una mamma. A me queste cose non sono mai capitate grazie ad Alcolisti Anonimi dove ho sentito queste testimonianze e dove grazie alle testimonianze delle altre donne, delle altre madri, oggi so che cosa fa l'alcol a una mamma alcolista e so che se oggi non mi capita è perché io un giorno alla volta non bevo e un giorno alla volta continuo a tornare al mio gruppo, ad ascoltare le altre testimonianze e a dare la mia testimonianza alle altre persone, a trasmettere quello che ho ricevuto e quello che è stato per me bere. Ecco, questo è in qualche modo anche il dopo, lo chiedo alla dottoressa Zavan come fiduciaria non alcolista di Alcolisti Anonimi, lo chiedo anche agli altri perché in qualche modo questi gruppi permettono di continuare a trarre forza proprio dalla relazione. L'SMS prima era abbastanza provocatorio, magari anche a livello di servizi. Il problema è il dopo perché non c'è nessuno che ci aiuta. È così, a parte la buona volontà delle associazioni, i servizi che cosa possono dare per accompagnare il percorso di chi è uscito, però non so se mi sbaglio, ma la sensazione che ho è che chi ha sofferto di questo tipo di dipendenza non si senta mai libero, cioè non si senta mai guarito del tutto, c'è sempre una paura sotto che serpeggia di ricadere, di ritornare indietro. È una sensazione mia o è così per l'esperienza anche vostra? È così. È così? Cioè uno non si sente guarito? Nel senso che purtroppo la dipendenza lascia anche questa terribile eredità. Cioè è una cicatrice? Sì, è una sensibilizzazione per cui uno che è diventato dipendente più facilmente può diventare dipendente da altre situazioni o da altre sostanze. O ricadere. O se
purtroppo si permette una ricaduta è ad alto rischio di una recidiva, quindi di un comportamento che riprende una dipendenza attiva e quindi con tutte le conseguenze che questa. C'è una perdita del controllo, c'è la perdita della libertà di bere purtroppo. Io dico sempre che il nostro lavoro è difficile anche per questo, perché noi dobbiamo proporre un'astinenza completa e continua. Era molto bella la testimonianza, perché proprio l'astinenza viene continuata 24 ore per 24 ore, un giorno alla volta. No? Questo diventa meno faticoso, certo, meno preoccupante per il futuro. Però... Come si fa ad accompagnare nel tempo le persone? I servizi possono... Allora, i servizi non si limitano mai alla sola disintossicazione, perché è noto da molto tempo che disintossicare una persona e basta non serve a nulla. Per cui generalmente i trattamenti che vengono erogati dai servizi sono di lunga durata. Poi la durata ovviamente dipende dalla gravità della situazione, certo, e anche dal contesto, da tanti fattori. Ed è il motivo per cui è molto importante che attorno al servizio ci siano anche i gruppi di autoaiuto, ecco la relazione di cui si parlava prima. Ecco, nel mio servizio per esempio ospitiamo un gruppo di narcotici anonimi e la mia ULSS ha anche forti rapporti sia con alcolisti anonimi che con i club alcologici territoriali, e questo ci aiuta a creare un dopo. Però, come dire, l'ascoltatore aveva ragione, nel senso che ci possono essere dei problemi nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone che hanno una lunga storia di tossicodipendenza, per esempio, di alcoldipendenza. Lo ricordava anche prima l'assessore, che infatti il lavoro rappresenta uno dei perni, non c'è un vero recupero della persona se non c'è il lavoro. E ovviamente qui la crisi economica incide pesantemente, perché le aziende sono così in difficoltà che a volte è difficile riuscire a inserire delle persone anche a costo zero per l'azienda. Certo. Perché per esempio ci si avvale di stage con assegni da parte dell'ULSS. Certo. Per quanto riguarda la paura di ricadere, questo è vero, però io vorrei anche mettere in luce un altro aspetto, che tutto sommato il fatto di avere un po' di paura serve, perché secondo me la testimonianza e soprattutto la prudenza che mostrava la signora quando diceva ancora oggi un giorno alla volta, no? Fa capire che è ben consapevole del fatto che il primo bicchiere è sempre lì a disposizione e dopodiché lei non sa dove va a finire. Quindi avere un pochino di paura, di avere un po' di prudenza aiuta a difendersi meglio. Di solito mi preoccupano di più le persone che sono sicure che non ricadranno più, perché secondo me in genere aprono già la porta a una ricaduta futura, magari non immediata, però. Paola, un sms velocemente. L'alcol per noi ragazzi è un rifugio dalla solitudine, dalla mancanza di reti e regole dentro e fuori dalla famiglia. Una provocazione che ci arriva da un sms. Volevo dare qualche dato anche sui giovani e sull'uso dell'alcol. Oltre 8 milioni di persone, mentre sono più di 4 milioni quelli che rientrano nella categoria dei binge drinker, quindi almeno una volta nel corso dell'ultimo anno hanno consumato più di 6 bevande alcoliche in un'unica occasione, e tra questi anche molti ragazzi. Sono i dati diffusi in occasione dell'Alcohol Prevention Day del 2012. Nel 2011 il 70% della popolazione tra i 14 e i 17 anni, quindi giovanissimi, ha consumato almeno una bevanda alcolica nel giro di un mese, massimo 2, quindi addirittura i ragazzi di 11 anni, quindi 11-15 anni,
hanno comportamenti a rischio, sono quasi il 12% in questa fascia. E aumenta la quota di quanti dichiarano di bere alcolici fuori dai pasti, cresce fortemente il consumo di alcol fuori dai pasti dei giovanissimi, la quota tra i 14 e i 17 anni che consuma alcol fuori pasto passa dal 15,5% del 2001 a quasi il 19% del 2011, dati allarmanti direi per quanto riguarda i giovani. Direi di sì, direi di sì. Questa relazione con la solitudine, volevo sentire la dottoressa. Pensavo all'intervento dell'assessore prima che è molto importante, perché lui richiamava l'importanza del lavoro e di questi valori che sono i valori tradizionali con cui noi siamo vissuti, noi un po', almeno parlo per me, un po' attempata, no? C'è però la crisi che investe attualmente, no? La nostra società, il nostro mondo è proprio una crisi che investe tutto, dalla religione alle istituzioni politiche, perché questi giorni abbiamo visto di tutto, alla scuola, alla famiglia, perché c'è un numero di separazioni, per cui c'è un vuoto, c'è una solitudine, c'è una crisi così diffusa che è evidente che poi si ripercuote anche. Bauman parla di una società liquida in cui abbiamo perso tutti i valori, no? Di solidità, quelli di cui parlava proprio prima l'assessore. È logico che questo si riflette, come diceva anche prima il dottor Presidente, in una situazione di solitudine, anche di smarrimento, di disorientamento, in cui è facile che anche i ragazzi, anche l'SMS, no? Possano uscire dalle regole con questi comportamenti, che sono comportamenti da un certo punto di vista segno di un malessere, perché non ci sono più punti di riferimento. Può essere anche segno di una debolezza, per esempio dell'istituzione famiglia. Sicuramente è una crisi di tutte le istituzioni a cui uno solitamente, almeno per quanto mi riguarda nella mia crescita, ho fatto riferimento. C'era la mia famiglia, c'era la scuola, c'erano le autorità, no? E questo via via in questi anni, in questa società post-decadente, purtroppo postmoderna, abbiamo dovuto assistere a questa cosa. Per cui il richiamo che faceva prima l'assessore è un richiamo forte su cui dovremmo anche riflettere, perché è una situazione in cui dovremmo rivedere certe. Gli alcolisti anonimi a me piacciono molto come gruppi, anche come associazione, perché ci riportano proprio al concetto della solidarietà, a un valore forte che non ha colore, non ha politica, non ha storia, non ha passato, è un valore su cui noi dobbiamo costruire. È un po' il bastone che compensa la debolezza delle diverse istituzioni. Ma noi siamo presenti qua e siamo diverse realtà in cui lavoriamo tutti in maniera diversa sulle dipendenze. Ci siamo però, no? Le associazioni non profit, non organizzativa, come dire, l'assessore nella sua, con i servizi che hanno un lavoro enorme, e io diciamo un po' più di nicchia per quanto riguarda i casi più complessi, per il ricovero, però insomma questo ognuno deve fare un po' anche, devo dire, in una società come questa che non può garantire assolutamente in periodi come questi, anche i gruppi di autoaiuto che sono assolutamente gratuiti hanno la loro enorme importanza. Certo. Ma ci chiamano anche a una responsabilità personale. Certo, riprendo per quello che diceva la dottoressa. Io ieri ero a Marsiglia per un impegno istituzionale. Vengo raggiunto ieri mattina da telefonate per il caso di quel ragazzino di 10 anni portato via di forza a Cittadella. Ecco, questa è un'altra mia delega, i minori che vengono sottratti alle famiglie per... Certo che assessore lei ha le peggio. Sì, infatti. Però mi aiuta molto nella vita, credo, perché è una cosa che poi quando uno si ferma a riflettere ragionando sulle possibilità di aiutare qualcuno. Ma ieri vengo raggiunto perché noi abbiamo lavorato moltissimo, la comunità, ma stiamo lavorando moltissimo sull'affido familiare, sulle reti familiari, più che il minore sottratto e portato in una famiglia che la legge indica la famiglia, ma la possibilità di mantenerlo in quella famiglia, e attraverso le reti familiari ho aperto anche dei bandi per dei progetti per promuovere il progetto proprio dell'Ulsotto del dottor Pasquale Borsellino, che io credo che sia eccezionale come persona, perché io copio molto da lui poi per portarlo in tutto il Veneto. Assessore, la incalzo un attimo perché abbiamo un minuto prima di entrare in pubblicità. Ma volevo spiegare questa cosa che secondo me è importante. Ieri noi abbiamo dei protocolli, come si arriva nella famiglia, nella scuola,
a prendere il bambino, assistenti sociali, c'è un percorso, un lavoro certosino fatto molto bene. Ieri la Corte d'Appello di Venezia, perché la sentenza diceva deve stare col papà, con la mamma, adesso io non sono cose anche che entro in merito, perché io non faccio i servizi, io faccio le programmazioni che poi sono i servizi, e interviene, i carabinieri vanno nella scuola, prendono il bambino che urla, che non vuole andare per i piedi, e ci rimaniamo male. Quindi perché questo vanifica in qualche modo. Vuol dire che anche le istituzioni, compresa la magistratura, sono distanti gli uni dagli altri. Cioè io mi permetterei mai di dire sono l'assessore, io se ho un problema chiamo i miei responsabili dei servizi sul territorio, gli chiedo se conoscono il problema, come sarebbe opportuno agire. Cioè c'è un percorso di lavoro molto attento e puntuale. E sinergico anche. Sì, quello di ieri è un fatto negativo per il Veneto, che tanto ha fatto, quasi 2800 famiglie affidatarie, perciò è una storia di partecipazione attiva come nessuna regione. Ecco, questo vale molto per quello che diceva la dottoressa. Certo. Ci fermiamo allora un attimo per la nostra pausa, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in Fatti nostri la piazza, di nuovo a parlare di vite dipendenti. Francesca, ricordiamo ancora i numeri per entrare in contatto con noi, vediamo se è arrivata qualche altra sollecitazione interessante con gli sms. Certo, i numeri per entrare in contatto con noi, sms, telefonate, sms 392 666 0099, per quanto riguarda le telefonate 049 8481 984. È arrivato un sms probabilmente di qualche genitore preoccupato, passiamo la palla ai nostri ospiti. C'è l'usanza tra i giovani di ritrovarsi ogni giorno a bere l'aperitivo e questo potrebbe portare a dipendenza per i nostri figli? L'uso dello spritz, l'abitudine allo spritz, quanto è pericolosa? Come facciamo a difenderci dallo spritz selvaggio? L'aperitivo è a digiuno e già qua, non va tanto bene. È il primo elemento critico. Come veniva ricordato prima dall'assessore, i calici non sono più i calicetti dei nostri tempi, ma sono diventati dei bicchieri molto ampi ad alto tenore alcolico, per cui è molto probabile che i ragazzi sentano l'effetto dell'alcol pochi secondi dopo che hanno cominciato a bere. Il fatto poi che mischino magari anche bevande diverse, bevande alcoliche diverse, ecco, questo forse è un elemento ulteriore che porta a sballare prima e meglio probabilmente. Io ci aggiungerei alcuni altri elementi che sono intanto che l'alcol è in connessione con la prima causa di mortalità nella fascia 18-35, quindi per incidentalità stradale. Quindi anche soltanto per questo fatto uno dovrebbe tenere da conto il fatto che per esempio bere lo spritz piuttosto che e poi mettersi in macchina significa avere una probabilità più alta di fare un incidente anche mortale. La seconda cosa è che comunque diciamo, da un punto di vista proprio biologico i ragazzi non hanno delle strutture cerebrali così formate nemmeno a quell'età e quindi la quantità di alcol è una controindicazione relativa, se vogliamo dirla così, ma così come negli anziani anche nei giovani l'incidentalità, no, dell'alcol sulle funzioni è più compromettente che in età differenti. Ecco. E questo non è un fattore minimale. Indubbiamente. No. In questo senso, Assessore, il suo assessorato probabilmente è interessato anche in questo senso. I rapporti con le associazioni di categoria, pubblici esercizi, commercianti, eccetera, funzionano in termini di sensibilizzazione? C'è una disponibilità a lavorare insieme? Si parlava prima di sinergie, di collaborazione, di dialogo tra diverse istituzioni, ma con le associazioni di categoria per tutelare il bene salute si riesce a lavorare?
Allora, noi abbiamo degli imprenditori di quel settore che sono anche molto responsabili, sono state fatte moltissime iniziative insieme, l'aperitivo analcolico. Io tento, guardi, io ho un figlio che ha 18 anni e tento da qualche anno, da quando sono assessore, ma prima ero capogruppo, perciò avevo un ruolo importante, e tento di dire, ma provo a mettere a disposizione dei soldi ai giovani per inventare un aperitivo senza alcol che vada di moda. Una sera, parlando con mio figlio un anno fa, gli dico, Gregorio, dico, ma aiutami tu, magari trovare degli opinion leader, adesso sto tentando anche questa via. E lui mi dice, papà, si vede che non capisci i giovani. Cioè dice, io dice, adesso ho 17 anni, non più, ma quando avevo 14 anni, io ero anche molto sollevato da questo, mi dice, quando ero lì al bar con gli amici, se non avevo lo spritz, non si sentiva adeguato. Cioè dice, cioè, tu provi, dice, ma non capisci niente, mi dice. Io, molto probabilmente ha ragione mio figlio, non capisco molto perché, visto che ho superato i 55 anni, però poi io sono uno particolare che non ha mai bevuto neanche birra in tutta la sua vita. Come scelta, io non sono un astemio perché ho deciso, no, io vivevo, sono nato proprio in quella pedemontana trevigiana dove che nella mia via, la via Rive, c'erano 20 famiglie e 19 alla sera gli uomini erano un po' ubriachi, mi dava così tanto fastidio da bambino che ho deciso di non bere, perciò svelo anche un segreto. Quindi assessore, lei non può capire perché io non infatti, ha provato. però tento di parlare con mio figlio, di parlare con molti ragazzi, come l'abbiamo fatto al meeting, di dire, insomma, siete piccoli, siete giovani, non siete maturi, come diceva bene. Aspettate poi un bel bicchiere di vino, magari pasteggiando con la vostra ragazza a 25-30 anni. È un problema millenario questo, di riuscire a dialogare tra generazioni. Ed è molto difficile, io comprendo i genitori, io sono un genitore, ed è difficile perché questi ragazzi cosa gli possiamo dire? No, non farlo, vietarlo con autorità. La interrompo un attimo, assessore, perché abbiamo un altro telespettatore che sta entrando in trasmissione. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sono Luigi della provincia di Udine, Cividale Friuli. Sì. Io, siccome sono dipendente di alcol, io ho cominciato a bere quando sono uscito dal collegio, che i miei sono morti con crisi epatica. Io ho cominciato a continuare a bere, adesso sono in una comunità nel Veneto e mi trovo molto bene perché mi danno un sostegno, hanno capito il mio problema. E io poco tempo fa, prima di questa caduta, sono andato dall'assistente e ho detto, guardi, io mi trovo in difficoltà adesso, cosa posso fare? E che aiuto possiamo noi darvi come assistenti fiscali? A me mi sono cadute le braccia, per un mese non sono riuscito a fermarmi. Allora sono andato da un medico, da SEP, ho chiesto aiuto e lui si è interessato a mandarmi in questa comunità a Villa Dorato e mi trovo benissimo. Bene, quindi lei sta facendo un percorso che sta dando dei risultati, sta dicendo che i servizi funzionano sostanzialmente e che bisogna lasciarsi aiutare, bisogna chiedere aiuto. Questo è il messaggio, penso, più forte che sta arrivando da questa testimonianza. Friulano che ha chiesto ai servizi veneti, da quello che si è capito. È vero, no, è vero. Questo mi gratifica per i miei servizi che ho in Veneto. Visto che si parla sempre, tra l'altro, delle regioni a statuto speciale che funzionano sono meglio bravi anche in Friuli, io credo, l'ho detto così, perché certo. Sapere che uno viene in Veneto ed è soddisfatto dei servizi, io non gestisco i servizi, ma abbiamo del personale qualificato che gestisce molto bene i servizi. Allora, si parlava della necessità di avere il coraggio di chiedere aiuto, dell'importanza della famiglia, che è il primo nucleo che sostiene e il nucleo più importante che aiuta nel percorso di uscita dalle problematiche, in collaborazione ovviamente con i servizi, con le associazioni. Posso dargli un dato particolare? Certo. Il carcere, sì, che poi c'entra anche la droga. Noi abbiamo attivato dei progetti all'interno, progetti di lavoro, e quelle persone che nei 3 anni che sono limitate nella libertà e che cominciano un percorso di lavoro interno e poi seguite anche in quello esterno
con l'appartamento se serve, lo facciamo anche per il carcere minorile di Treviso, che poi è il carcere del Triveneto, abbiamo una recidiva inferiore del 70%. La dimostrazione che il percorso anche per chi commette un reato, se trova un aiuto, ma un aiuto che poi deve aiutare se stesso, non è che ti aiuto così momentaneamente, cioè gli dai una prospettiva di vita e la vita è sempre lì, è il lavoro, l'ozio è il padre dei vizi, invece è un percorso lavorativo. Perciò questo si trova, per dire, anche all'interno del carcere, che abbiamo fatto proprio un incontro dove c'era anche Felice Casson e altri, e io ho spiegato che non possiamo continuare a investire nel costruire carceri, investiamo nel dare una prospettiva di vita, però al momento che la Regione investe insieme alle fondazioni, non è che se abbiamo una recidiva inferiore del 70%, il Ministero della Giustizia non ci dà dei soldi per continuare e noi andiamo in difficoltà, perché sono soldi che noi facciamo risparmiare, certo. Ma ormai è cristallizzato il sistema a blocchi, questi soldi sono per i carcerati, non per la possibilità che i carcerati siano meno, ma per una media di carcerati. La stessa cosa vale, e la riforma che abbiamo fatto, che anche il dottor Bellio ha partecipato, è proprio una riforma dove non dice tu non rimani, noi abbiamo dei cronici della tossicodipendenza della prima ora dell'eroina quando stavano nei parchi pubblici, che magari loro hanno delle disabilità ormai acquisite, ma non è che le puoi tenere in una comunità per recupero, perché non è più una comunità per il recupero dalle dipendenze per poi tornare alla buona vita, ma è un parcheggio. I parcheggi devono essere diversi in quello che noi chiamiamo l'impresa sociale, che ha una funzione diversa, certo, di qualità della vita della persona che ha avuto anche dei problemi. Certo. Rispondiamo anche a quest'altra telefonata, devo dire che l'argomento a quanto pare prende parecchio. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Niente, io ho un problema un po' grave. Sì. Ecco, di un figlio che gioca molto, in 2 giorni ti mangia anche 800 euro. Io purtroppo sì, sono sola, ho provato tutto, vivo sì con la pensione di mio marito, deceduto. Che problema ha suo figlio, signora? Di gioco, di scommesse, di carte. Ecco. Signora, lei può lasciare il suo numero di telefono alla regia? Che magari sì, poi... appunto, io sto guardando appunto sto signore Remo Sernagiotto. L'assessore Remo Sernagiotto, sì. Ecco, che appunto... Ecco, io ho perso mio marito alla sua età e dunque può aiutarmi? Guardi signora, io posso fare questo, se lei mi lascia il suo numero poi quando io finisco la chiamo. Ecco. Spero che poi parlo col dottor Bellio, che è la mia massima autorità regionale di competenza, che è la persona che è qui con me. Lei da dove chiama, signora? Bravo. Chiamo da... Beh, non importa, signora. Da Bassano. Sì, va bene. Nella allora zona del Vicentino, è molto vicina sì, a Luisotto, io la metto in contatto col dottor Bellio, che ha proprio un progetto specifico, e questo per dare speranze a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, che non devono avere paura, devono chiamare le istituzioni, i servizi, e i servizi... lo so, ma è anche qualche volta è bravissimo, lui è un ragazzo però... No, ma noi possiamo comprendere che è bravo, per questo che vogliamo aiutarlo un po' di più, non vogliamo sottrarlo dalla vita buona che fa con lei in famiglia, ma magari un po' di aiuto. Non fa vita buona perché sono io che lo mantengo, capisce? Allora. Con la mia buona volontà di qua e di là, sono io, però ha cambiato tutto sulla morte del papà, capisce? Gli altri figli sono bravissimi e dunque mi girano le spalle anche loro, perché dicono: mamma, tu non devi ammalarti per lui perché sei giovane ancora. Signora, poi lasci il suo numero di telefono, la chiamiamo io e domani la chiama il dottor Bellio e vediamo di fare un ragionamento con lei e con suo figlio, che non lo farò io, lo farò telefonando a lei
per sentirla, ma il dottor Bellio poi ha una tale professionalità e capacità su questo che vedrà che gli sarà molto utile. Ecco, Grazie mille. Grazie a lei signora, rimanga in il linea. numero di telefono l'ho lasciato. Rimanga in lo linea lasci che la regia adesso le chiede i dati. Sì. Va bene? Grazie a lei. Grazie. Questa telefonata ha messo insieme tutta una serie di elementi estremamente problematici. La difficoltà di chiedere aiuto, il senso di colpa anche nei confronti di un figlio probabilmente che si sente, l'obbligo morale di dover aiutare per forza questo figlio senza magari... Perché lei dice una cosa molto grave, mio figlio era tutto normale, ha perso il papà, ha perso il punto di riferimento e io non sono riuscita molto probabilmente a dare quel riferimento che mio marito riusciva. Perciò si sente delle colpe addosso che non deve avere, e le istituzioni e i servizi sono lì per quello. Ecco, una domanda che volevo fare era questa. Una persona che si trova in questa situazione, che coraggio deve avere? A chi si deve rivolgere? Quali sono i servizi sul territorio che sappiamo possono essere di aiuto? Il primo è il consultorio familiare delle UIS. Consultorio familiare è il primo suggerimento secondo che si dà. Me sì, poi il consultorio che aiuta la persona. Che riesce a discriminare. Vede, dico una cosa così capiamo l'importanza. Nel nuovo piano sociosanitario io ho voluto con forza cambiare il ruolo del direttore dei servizi sociali. È diventato direttore dei servizi sociali e della territorialità. Qual è stato l'obiettivo? E questa persona dovrà essere forse uno dei più bravi che avrà l'UIS, perché quando la persona esce, la persona che fa un incidente, che si rompe una gamba, che viene ingessata, fa un percorso, quando esce quella persona deve prendere in carico la persona e deve indicargli la strada, quella della riabilitazione, tutto un percorso. Quando la persona è anziana, perde le abilità, quando esce dall'ospedale il direttore dei servizi sociali e della territoriale la prende in carico e comincia a dire: ma tu non hai ancora una perdita totale per andare in casa di riposo, perché l'obiettivo è domiciliarità anche se la famiglia è corta, e dice: tu puoi fare un percorso di quello che noi stiamo strutturando come la parziale non autosufficienza, dove si può stare 3 mesi, 2 mesi a recuperare delle abilità e si può ritornare a casa per poi ritornare lì e poi ritornare a casa, cioè tentare nella lunga vita, per fortuna che viviamo, di avere una buona vita, e che quando si entra in casa di riposo, così chiamate, che sono i centri di servizio alla persona, non si entri verticale per poi uscire in orizzontale. Ci vuole una speranza. Le stiamo costruendo, stiamo riprendendo il valore del turismo sociale. Pensate alla famiglia, alla persona che ha 90 anni e che ha perso delle abilità, dovrebbe finire in una casa che si chiama non autosufficienza, invece noi vogliamo tenerla nella propria casa, nella domiciliarità dove lui è nato. Ma se questo direttore di servizi fa una scheda a quella famiglia e dice: guarda, ad agosto te la mando in montagna un mese dove fa riabilitazioni sociali non sanitarie, e fa una vacanza e vede i monti, poi se magari a giugno o a luglio te lo mando al mare, poi te lo mando nella riabilitazione. Di quei 12 mesi io ne garantisco 4 di sollievo a quella famiglia. Vuol dire che noi ragioneremo con l'obiettivo della domiciliarità nella priorità, ma con grande sostegno alla famiglia, che non è solo i servizi a domicilio, le pulizie, ma c'è qualcosa di più. Stiamo costruendo tutto questo in tempi economicamente difficili, però crediamo di farcela. Ecco, anche questa signora, per dire... avrebbe bisogno di una figura come quella che ha appena indicato certo, lei. Se questa figura ci sarà da gennaio 2013, che quindi assumerà... manca poco. Come? Manca poco, pochissimo. Pochi mesi. Assumerà un ruolo importantissimo e sarà giudicato fortemente dalla politica, che noi abbiamo questo ruolo, perché chi sceglie di fare questo sa che deve lavorare molto con le persone. Ogni persona che esce dall'ospedale deve essere presa in carico e indicato la strada migliore. È un lavoro titanico? Però è un lavoro che dà grandi soddisfazioni. I presupposti ci sono già comunque. Io vorrei... No, oggi ne abbiamo troppi e non sappiamo chi è la responsabilità. Vogliamo che tutti questi rimangano per aiutare le persone, ma ci sia un responsabile. Cominciamo a parlare di merito e di demerito, cioè lui è il responsabile se sceglie 8 persone che lavorano con lui, perché potrà scegliere 8, 10, a secondo delle dimensioni. Lui è responsabile di quello che succede. Se ha scelto le persone sbagliate, è lui che deve pagare. Volevo sentire concretamente...
prendendo spunto dalla ascoltatrice, volevo far presente la realtà dei servizi relativamente al gioco, perché nel nostro Veneto noi abbiamo che più della metà dei servizi per le dipendenze erogano consulenza o trattamenti per i giocatori e per le loro famiglie. Ma questo non è un dato da dare per scontato, perché in realtà a livello nazionale il gioco d'azzardo patologico è stato riconosciuto come meritevole di assistenza soltanto da pochi giorni dopo l'ultimo decreto sulla sanità, nel quale, con tutta una serie di critiche che si possono anche fare, ecco, il decreto ha sancito che nella prossima revisione dei livelli essenziali di assistenza il gioco d'azzardo patologico verrà inserito e quindi le aziende sanitarie dovranno garantire assistenza adeguata. Come lo faranno ce lo diranno le regioni, perché credo che entrerà un po' si aprirà un dibattito tra governo centrale che incassa il denaro e le regioni che subiscono i tagli. Attivare i servizi e subiscono i tagli. Attualmente, e questo lo vorrei sottolineare, tutto quello che esiste nel Veneto è fatto volontariamente dagli operatori. Gli operatori dei servizi hanno preso delle iniziative di loro, appunto, per loro scelta, senza che nessuno chiedesse loro di farlo, anzi in alcuni casi hanno dovuto anche superare delle resistenze da parte delle unità sanitarie locali che ovviamente volevano garantire le cose essenziali. Il dottor Bellio ha ragione, c'è una parte che proprio sull'ULSS 8, dove lui è il direttore, è stato finanziato un progetto prima che i nostri amici di Roma riconoscessero questo. Noi l'avevamo riconosciuto prima, è stato finanziato un progetto che ormai ha 3 anni, credo. 2 anni, il prossimo è il 3° anno, perciò c'è già una buona esperienza, perché il problema adesso che viene riconosciuto, se non ci fossero delle esperienze, noi per qualche anno costruiremo di LEA, perché si chiamano a livelli essenziali, in tutto il Veneto, senza nessuna esperienza, perciò per i primi 2 o 3 anni sprecheremo anche molti soldi. Grazie a una visione attenta e al progetto sperimentale del dottor Bellio, quando partirà questo, il dottor Bellio e la sua squadra daranno le indicazioni dell'esperienza fatta per evitare per partire quindi da una base. Volevo sentire la dottoressa Zavanti. Sì, volevo aggiungere qualche cosa, perché io lavoro nei servizi, tra l'altro ho lavorato 17 anni in Veneto, quindi ho perfettamente quello che idea. È così brava adesso che è andata in Lombardia. Mi permetta, mi perdoni. C'è anche un altro aspetto, però io credo che noi come professionisti facciamo tutto il possibile. Progettiamo, cerchiamo di stare vicino alle famiglie, alle persone con dei problemi. C'è anche un altro aspetto però che lo metterei in luce e che forse, per quanto noi facciamo, alcune cose probabilmente non le possiamo fare noi. In questo senso cosa intendo dire? Voglio dire che per esempio c'è tutta una realtà della società civile, diciamo così, che si prende carico per esempio attraverso le associazioni, e io parlo per questa, ma in realtà parlo per tante altre associazioni, in cui è stato detto bene, guardi, gli AA dicono, e tutti i gruppi 12 passi, che l'alcol è un problema del corpo, della mente e dello spirito. Quindi, per ritornare ai discorsi che faceva lei inizialmente, cosa viene prima? Uno è prima solo e comincia a bere o comincia a giocare, o prima comincia a giocare e poi diventa solo. In realtà probabilmente è lo spettro è infinito, ci sono 1000 situazioni tutte diverse, 1000 dinamiche, c'è chi comincia a bere prima e poi diventa solo e c'è chi invece è solo e poi beve. Il punto è che probabilmente proprio nello scambio dell'esperienza che si hanno nei gruppi, vuoi quelli professionali, vuoi quelli territoriali, c'è uno scambio che va al di là della questione tecnica, è proprio uno scambio di vita, è un aiuto che riguarda il fatto di confrontarsi delle persone e di ritornare parte attiva della loro vita.
e non soltanto persone che ricevono delle cose, ma che si riappropriano di alcune cose. In questo senso credo che tutte queste realtà non possono che essere complementari ai servizi, perché non può essere che comunque i servizi sostituiscano all'infinito tutti i bisogni delle persone, perché non è di quello che hanno bisogno. Certo. In questo senso, questo vale per i familiari, credo, e vale per gli A, e la ragazza lo ha spiegato molto bene quando ha detto: io ho trovato un posto dove per anni sono andato e ho sentito me stessa. Non ha detto semplicemente ho smesso di bere, ha trovato una risposta altra a delle esigenze che probabilmente devono essere trovate attraverso dei programmi specifici che tengono da conto anche dell'aspetto umano delle persone. Certo, certo. Mancano un paio di minuti, Francesca. Sì, abbiamo... c'è un SMS di una mamma o di un papà: i figli di un cocainomane hanno più probabilità di cadere nel tunnel delle droghe di uno che non ha genitori con questo dramma. Una risposta in un flash, dottoressa? Sì. Anche per aspetti imitativi semplicemente, insomma, no? Perché dei comportamenti che hanno visto e che purtroppo potrebbero adottare. C'è una grossa, gli studi dimostrano una grossa percentuale di genitori che hanno avuto una dipendenza nei pazienti che noi trattiamo con una dipendenza. Per cui c'è questo, insomma, c'è sempre la solita questione, è una predisposizione genetica, è l'ambiente familiare. Io credo che sicuramente il comportamento imitativo ha una grossa io credo che uno non sia destinato ad essere dipendente, ma il comportamento imitativo cresce in una famiglia in cui si vede una situazione del genere, insomma, oltre che doloroso, è abbastanza favorente poi l'insorgere di una dipendenza. Questo un po' per tutte le situazioni patologiche, possiamo dire. Per l'alcol sicuramente, per la cocaina anche, ma anche per il gioco d'azzardo. Moltissimi figli di giocatori diventano a loro volta giocatori, insomma, no? Così come diceva l'assessore prima, lui è nato in una contrada un po' così a rischio, c'è questa, no, possibilità, o si segue l'andamento, oppure proprio per no? Quasi si dice una barriera, si oppone una barriera. Io così non divento. Allora c'è questa reazione, insomma. Allora, ci fermiamo un attimo, abbiamo tralasciato il discorso di internet che dovevate tenere a mente come compitino. E sono molti gli SMS che ci stanno arrivando. Ci rivediamo tra pochissimo per l'ultima parte del programma e vediamo di affrontare anche questo argomento. Ultima parte di Fatti Nostri, la piazza dedicata alle vite dipendenti. La cominciamo con un contributo realizzato sempre con la collaborazione di Alcolisti Anonimi e in questo caso a parlare è un familiare. Abbiamo sentito come per tutte le dipendenze la relazione familiare sia strategica ma anche la più a rischio. Vediamo che cosa arriva da questa testimonianza e come questa testimonianza possa essere considerata trasversale. Sonia, ci si concentra sempre sulla persona che ha la dipendenza, che vive la problematica, la malattia in questo caso, e a volte si pensa che per i familiari non sia altrettanto difficile e invece è proprio così. Che cosa significa essere un familiare di una persona con dipendenze? Significa convivere in una situazione di grande incertezza, di grande ansia, perché non si sa mai come sarà l'indomani, se l'alcolista smetterà mai di bere, di paura, anche a livello a volte molto economico, di grande vergogna, perché l'alcolismo dà vergogna, solitudine, perché si perdono tutte le amicizie, molta rabbia, perché ci si rende conto della propria impotenza di fronte all'alcolismo, perché si vorrebbe far smettere l'alcolista di bere e questo è impossibile. Diventa una vita distruttiva. Tu perdi tutta la tua vita per far smettere l'alcolista di bere, per correggere tutti i suoi errori, pagare, non so, il bollo dell'auto, correggere magari se si è sbattuto la macchina, telefonare al datore di lavoro, presentare le carte del medico,
tu fai tutto ciò che è in relazione a salvare la faccia dell'alcolista e comunque a volerlo salvare, ti dimentichi di te stesso. È quello che è proprio successo a me, e ricordo benissimo che proprio il mio medico, riconoscendo questa situazione, sapendo già che c'era l'alcolismo in casa, ma vedendo come io mi trascuravo, come io mi sono annullata anche fisicamente, non prendendomi neanche più cura esteticamente di me, neanche facendomi delle visite mediche, mi consigliò lui di andare alle riunioni di gruppi familiari Al-Anon, proprio per cercare un recupero verso la mia persona. Ecco, è un recupero della persona, appunto, non tanto della situazione familiare, ma in primis della persona, perché poi aiutando se stessi si può forse aiutare anche gli altri. È proprio così. Infatti noi familiari Al-Anon adoperiamo lo stesso metodo che hanno gli alcolisti anonimi, 12 passi, però li applichiamo in prima persona, cambiando i nostri atteggiamenti verso l'alcolista, tipo non standogli sempre appresso, non controllandolo, non invendo sempre contro di lui quando è anche ubriaco, che naturalmente non può neanche capire cosa gli stai dicendo, cambiando atteggiamento di aggressività, prendendo le cose con più calma, un certo distacco, non dall'alcolista, ma dall'alcolismo, da questa malattia, si prende possesso della propria vita e quindi cambiando questi atteggiamenti la vita familiare diventa più serena e quindi questo può anche agevolare naturalmente il recupero dell'alcolista stesso. Sonia, per te personalmente che cosa è cambiato quindi? Beh, arrivando proprio all'interno di questi gruppi ho trovato innanzitutto un ambiente dove le persone capivano ciò di cui io stavo parlando, quindi è diminuita quel senso di vergogna che avevo di questa situazione, si è placata la calma, si è tolto quel senso di isolamento che si era creato in me. E continuando questo percorso ho capito quanto importante era il recupero di me stessa, trovare il mio equilibrio interiore, prendermi cura di me stessa, quindi anche la rabbia, l'aggressività sono cambiate. Oggi sono una persona molto più serena, vedo la vita con una certa prospettiva, più serena, più tranquilla, riesco davvero a sorridere alla vita, quindi le cose sono davvero cambiate. Le cose sono davvero cambiate, questa era la testimonianza di una moglie. Tra l'altro voglio ricordare a chi ci sta seguendo che queste testimonianze sono solo degli estratti di storie più lunghe che noi abbiamo raccolto e che vi proporremo tra poco in un'altra trasmissione in Telechiara che è Chiacchiere e Caffè, quindi avremo un altro spazio in cui sentire queste parti ma scoprire anche altri risvolti della problematica. Tra l'altro, dottoressa, Alcolisti Anonimi ha differenziato i gruppi, perché una cosa sono i familiari, una cosa sono i figli adolescenti. Evidentemente ci sono anche delle problematiche individuate e sentite diverse. Sì, chiarisco perché Alcolisti Anonimi è un'associazione di uomini e donne con il problema di alcol che hanno deciso di risolverlo frequentando il gruppo e seguendo il programma 12 Passi. Al-Anon sono i familiari ed è un'associazione parallela, non ha nulla a che vedere con Però, in senso stretto. Diciamo che seguono lo stesso tipo di programma. All'interno degli Al-Anon ci sono anche i ragazzi piccoli, i ragazzi di media età, che a volte si chiamano i figli adulti di Alcolisti Anonimi oppure si chiamano gli Alaten, dipende da che tipo di gruppi ci sono. Però i figli in realtà fanno parte dell'associazione Al-Anon. Quindi c'è una strutturazione ben precisa, proprio per dare risposte il più possibile mirate ed efficaci. Perché ognuno segue un proprio percorso individualmente e fa il proprio recupero in maniera individuale. È chiaro che se le due parti della famiglia, cioè chi ha il problema e il familiare di chi ha il problema, fa contemporaneamente un percorso, è più facile arrivare ad una soluzione. Però diciamo che fondamentalmente in AI e Al-Anon un percorso individuale, mentre nei club è un percorso di tutta la famiglia intera, e questa è la differenza fondamentale. E credo che sia stato detto qualche cosa di importante, perché magari questa sera c'è uscito anche un sorriso delle volte, perché le storie di alcol sono sì delle storie drammatiche, ma sono anche delle belle storie, perché in realtà sono anche delle belle storie di recupero.
che non accadono per esempio in tante altre malattie che hanno invece un'evoluzione comunque sempre infausta. La cosa interessante è che queste sono tutte dipendenze che se le tratti, le gestisci, sarà difficile, ma un recupero c'è, tanto che paradossalmente nei gruppi qualcuno è arrivato persino a dire meno male che ho incontrato la sostanza perché sennò certe cose della vita non le avrei mai capite. Quindi in questo senso credo che dobbiamo sì parlare degli aspetti negativi, ma dobbiamo parlare del fatto che da queste storie si esce anche, e non è una cosa da niente. Si esce dalle dipendenze da nuove tecnologie? E ritorniamo alla si esce da tutte le dipendenze, altrimenti io avrei cambiato lavoro, ma credo anche i miei colleghi, perché non siamo votati a questo, al sacrificio senza speranza. O mantenete in eterno. No, assolutamente. Sì, si può come per le altre dipendenze. Diciamo che le dipendenze da gioco, così come le dipendenze da internet, internet addiction, perché è una acquisizione tecnica, insomma, internet addiction è quella che scientificamente viene conosciuta, che poi è legata ad altre dipendenze, perché dipende poi come si utilizza internet, no? C'è chi utilizza internet per giocare, c'è chi utilizza per chattare, c'è chi utilizza nei giochi di ruolo, assolvendo a diversi tipi di malessere, a diversi tipi di esigenze da parte di chi è dipendente da internet. Come il gioco, così come per il cibo, così come per il lavoro, la work addiction, la sex addiction, sono quelle dipendenze in cui non è più, come dire, proponibile l'astinenza assoluta come per l'alcol e le sostanze stupefacenti, ma bisogna arrivare ad un uso più sano del mezzo, perché vivere senza internet o senza i nostri è impossibile. La cosa che a me preoccupa all'interno della dipendenza da internet è l'incidenza, l'effetto che internet ha soprattutto sui bambini, sui giovanissimi. Sì, perché io credo che noi l'abbiamo già visto negli anni precedenti con la televisione, per i nostri figli, insomma. Mia figlia entrava in uno stato di alterata coscienza davanti ai cartoni animati, insomma. Già la più piccola poi in maniera particolare. C'è questa, poi credo che, io stessa, voglio dire, la prima scoperta di internet è stata veramente affascinante, è affascinante entrare in un mondo enorme di conoscenza, no? Per cui è molto accattivante. Poi noi siamo i giurassici del computer, ma le mie figlie sono estremamente abili, per cui hanno enormi possibilità di viaggiare e di utilizzare questo mezzo. Va da sé che ci possa essere, il primo congresso è stato fatto nel 2007 in Corea, no? Sull'internet addiction, perché loro avevano un'altissima quantità anche di dati raccolti, perché lì non hanno il computer in casa, usano gli internet caffè, quindi luoghi pubblici, ed era più evidente il fenomeno, no? della dipendenza da internet. Qui da noi è più nascosto, è anche meno rilevabile, anche se ormai da, credo, una decina d'anni noi abbiamo richieste di casi in cui c'è una dipendenza da internet. Quali sono i segnali che tradiscono, che rivelano una dipendenza? Sono un uso eccessivo, ma questo va da sé, perché questo è intuibile. C'è una sindrome d'astinenza proprio, c'è il ragazzino, anche ragazzi molto piccoli, vengono allontanati da internet, hanno delle crisi proprio molto spesso aggressive, tra l'altro, perché poi nell'adolescenza c'è un discontrollo degli impulsi, per cui siamo proprio delle crisi di tachicardia, di ansia, di aggressività agita molto spesso. E poi c'è il fenomeno della tolleranza, sempre più ore per ottenere questi, e poi ci sono delle conseguenze negative, perché se si ha tutto il tempo dedicato a internet non si ha più tempo per gli amici, per le relazioni sociali, e per tutto ciò che, per la scuola, per lo studio, per il sonno. Infatti stavo per dire, altera anche gli equilibri sonno-veglia, per esempio, perché assolutamente, ha dato delle crisi convulsivi, perché la stimolazione, tra l'altro, anche dal punto di vista
psicoattivo è estremamente alta e prolungata, per cui può scatenare delle vere e proprie crisi convulsive. Quindi accompagnare queste persone che soffrono proprio di una dipendenza da internet significa educarle ad un uso diverso? Educarle e anche... ad un uso diverso, educarle, come diceva poco fa la dottoressa Zavan, a vivere, no? A ritrovare un po' la modalità di vivere quella che è la vita, no? Non la realtà virtuale, che per carità utilizziamo tutti ed è bene utilizzarla ed è assolutamente un vantaggio che abbiamo nel vivere adesso, ma ad utilizzarla nella maniera più... e a capire il disagio, no? Che porta a questo eccessivo uso di internet in questo Quindi caso. diventare consapevoli di se stessi in relazione ad internet. Sì, è un bel cammino. A questo proposito, dottoressa, sono arrivati alcuni messaggi. Un genitore ci scrive: mio figlio passa ore davanti al computer ogni giorno, lo preferisce agli amici, dice che li trova là, cosa posso fare? E poi ancora, per le dipendenze dalle nuove tecnologie dei giovanissimi responsabili sono i genitori. E ancora oggi c'è il crescente fenomeno di dipendenza da internet e cellulari da parte di adolescenti. Come prevenire? Beh, hanno detto tutte cose sensate, nel senso che è vero che la famiglia, come diceva il nostro assessore, per me è vero, la famiglia ha una grossa, come dire, e cosa possibilità. possono fare i genitori, dottoressa? Limitare l'uso, non so, ad esempio perché è una guerra, alcuni orari, chi ha figli o chi ha nipoti, cioè vive all'interno di una guerra quotidiana. Sì, come credo tutti coloro che hanno figli adolescenti entrano in questa guerriglia quotidiana. Sì, insomma, ma voglio dire, riuscire a dare dei consigli certo. è veramente molto di difficile. Accoglimento, di comprensione, di regole, di no, di perché ci vuole sempre la giusta misura anche tra i no, i sì e un po' e un po'. È indispensabile. C'è un problema specifico a mio avviso per quanto riguarda l'uso delle tecnologie, cioè che noi stiamo vivendo un cambiamento epocale e non abbiamo più dei riferimenti certi per capire che cosa è giusto e che cosa è eccessivo. Il mondo che si sta costruendo è un mondo sempre più basato su queste tecnologie. Le tecnologie sono diventate mobili, come si ricordava prima, no? Con i cellulari si entra in internet e le parole d'ordine stanno cambiando, non c'è più comunicare, c'è la connessione. E non riusciamo a capire esattamente che cosa questo significhi, perché ci siamo in mezzo. E quindi anche come dire, la diagnosi, no? O le preoccupazioni che venivano espresse, non è facile dare una risposta, perché i casi estremi che venivano descritti prima possono essere sicuramente connotati come c'è qualcosa che non va, no? Ma il fatto di stare ore davanti al computer è l'equivalente appunto dello stare davanti ai televisori di un po' di anni fa, a guardare i cartoni animati, no? E quindi quale sia il potenziale di questo fenomeno sociale è molto difficile capirlo, perché può avere delle prospettive estremamente positive. E in questo momento io mi trovo in difficoltà a dire questo è normale, questo non è normale, per esempio. Perché non abbiamo la distanza del tempo, la distanza dell'esperienza, vivendoci dentro. Provo a dire due cose semplici. L'altra sera io ero a casa con mia moglie e i miei figli, è venuto a trovarmi un amico con una figlia di 4 anni. Stavamo guardando delle vecchie fotografie in bianco e nero dei miei genitori e così. È arrivata questa bambina, si è messa sulla sedia e guardava. Lei vedeva queste cosette un po' così che non riuscivi a vedere perché un po' sbiadite, e lei con la mano cercava di allargare. Ecco, noi però di questo non dobbiamo aver paura, secondo me. Perché dopo non dobbiamo Anch'io faccio così comunque, sulle paroline. Sulle paroline. Ma lei lo fa sulla tecnologia, la bambina tutto era tecnologia, anche la vecchia foto sbiadita. Siccome si vedeva molto male, lei ha detto adesso la allargo e la vedo bene. Io provo a fare un ragionamento, io non credo che noi dobbiamo avere paura delle tecnologie, non dobbiamo avere paura, poi ogni generazione ha avuto qualcosa
che l'ha caratterizzato quella generazione, e le cose sono state positive e negative. Pensate agli anni 60, tutti avevano una chitarra attaccata alle spalle, cioè forse è anche giusto che sia così. Noi però dobbiamo pensare a una cosa, secondo me, che è estremamente importante. Quello che è stato per molti anni la capacità della parola, del saper stare insieme alle persone. Ecco, la mia preoccupazione maggiore è che noi abbiamo un grande rapporto virtuale, hanno questi ragazzi, e magari quando poi, ed ecco perché si usa più alcol oggi, ci sia bisogno di un aiuto per i rapporti personali, interpersonali. Questa potrebbe essere la preoccupazione di questo tempo, però ogni tempo ha avuto, ogni stagione ha avuto le proprie cose, chi poi c'è rimasto dentro, chi ne è uscito, chi non l'ha mai frequentato. Noi dobbiamo tentare di aiutare. Io continuo a dire sempre, vedete, la scuola, la famiglia, ma dico un'altra cosa. Noi abbiamo viziato così tanto questa società, noi genitori, che il nostro figlio per fare 200 metri e andare a scuola arriva il scuolabus. Se non c'è lo scuolabus c'è la macchina della mamma. E negli ultimi 30 anni siamo stati dipendenti da 3 schermi, quello di internet, quello della televisione e quello del finestrino o del scuolabus o della macchina. Stiamo attuando i pedibus, il conoscere la propria città, i bambini che parlano, noi abbiamo il progetto del servizio civile anziani per aiutare e accompagnare i bambini, le famiglie. Pensate, una famiglia in una scuola con 25 bambini, un giorno alla settimana uno perde un'ora perché ci si alterna. Ecco, dobbiamo ritornare un po' alla persona, io ci credo molto del ritorno alla persona. Poi quando serve la tecnologia, io molte volte non so molte cose, dico dove è nato Garibaldi, lo sappiamo che è nato a Nizza, ma siccome era italiano adesso Nizza è francese, ma se no vai su Google e te lo dice subito, ti senti meno ignorante. Ecco, utilizziamolo bene, torniamo a questi valori, ma se al mattino c'è un po' di pioggia, quel bambino bisogna mettere gli stivali e l'ombrello, non dire lo porto io perché piove. Ecco, dobbiamo un po' ritrovare un po' tutti quei valori. E lei crede che i genitori di oggi siano disponibili a far fare questa cosa? Se vogliono costruire delle persone che quando loro non ci saranno capaci di vivere e costruire altre famiglie, dovranno fare questo. Se invece non vorranno avere solamente di non essere disturbati, allora se piove ti porto a scuola. Dottor Bellio, vedevo che era un po' titubante. Sì, ma per un motivo semplice, perché alla famiglia vengono richieste delle cose che tutto il resto della società nega. Il compito delle famiglie, e anche quello della scuola, è quello di passare valori e conoscenze, di allenare le persone a essere dei cittadini. Ma queste due istituzioni vengono lasciate sole dal resto della società, che continua a mandare dei messaggi contraddittori, no? Tutto fa brodo, no? Quindi la famiglia è in difficoltà a dire questo è bene, questo è male, si fa così, si fa colà, perché attraverso internet, attraverso la televisione, attraverso i mass media, attraverso i vicini di casa, arriva il messaggio che tutto fa brodo. E quindi io sono d'accordo con quello che dice l'assessore, però effettivamente siamo in una fase di passaggio e bisogna vedere dove si va. Sì, credo anche che come dire, il richiamo dell'assessore porti proprio a riflettere su queste cose, no? A riflettere sul fatto che forse una volta non si faceva la coda per la nuova televisione. O per il nuovo allora, iPhone. Adesso si fa la coda per il nuovo cellulare, c'è qualcosa che non va. Certo. Allora riprendiamo a riflettere su alcune cose. Poi è vero, siamo in un mondo di cambiamento in cui noi stessi siamo presi dagli ingranaggi della tecnologia, ben venga, ed è secondo me meravigliosa. È vero anche che la riflessione su alcuni valori e su alcune realtà deve essere ripresa, altrimenti tocchiamo con mano proprio questo disagio nei nostri ragazzi. Sì. Dottoressa Zovan? Se posso, perché a me piace sempre, sono tendenzialmente un ottimista. Per fortuna. Assolutamente. No, stavo pensando al fatto che per esempio ai gruppi hanno cominciato ad arrivare persone via internet, quindi non è che esistono soltanto gli aspetti chiaramente della questione, che tante informazioni noi
Ma sa, poi io penso, ma questa è un'opinione di Valeria Zavan, non dottoressa, di normale cittadino, e che poi, sa, i periodi di crisi economica riempiono anche di senso le cose, perché ecco, la crisi è molte volte opportunità. Sì, nel senso che, per carità, senza come dire, sottovalutare gli aspetti, però si riflette molto di più, per esempio, se devi comprare o non comprare una cosa, per dire, no? Certo. E anche le questioni delle tecnologie alla fin fine sono in quella direzione lì, perché in fondo sono una questione. A questo proposito vengo da un congresso a Torino dove hanno detto una cosa molto interessante, che sembrerà una banalità e un'ovvietà, ma hanno fatto uno studio naturalmente in America in cui mettevano in rapporto una serie di parametri tra grado di felicità e grado di consumismo, e ovviamente questi erano inversamente proporzionali, no? Quindi anche la questione degli aspetti tecnologici, cioè tanto più uno comprava, tanto più era fondamentalmente infelice, depresso e con problemi d'ansia, certo. nella sostanza. Quindi probabilmente questo ci aiuta anche un po' a tornare al senso delle cose, e ci sono comunque delle cose straordinarie, perché per esempio tutta l'area della nuova terapia online, dove la mettiamo? Ci sono degli aspetti, delle potenzialità bellissime anche in queste cose. Come sempre è una questione di buon senso, e di giusta misura. Sì. E effettivamente un periodo di crisi può aiutare a recuperare un concetto di sobrietà che forse permette anche di dare di nuovo valore alle relazioni, all'ascolto, alla riflessione. Anche la solidarietà, sai. E soprattutto, forse proprio la crisi Se contribuisce. un amministratore, un minuto, Assessore. Se un amministratore toglie il scuolabus, in quella via c'è la rivolta della popolazione, perché dice ma è difficile, è più facile, infatti il debito è stato costruito su questo, rispetto alla perdita di un consenso o a una fatica per spiegare un progetto di vita che rafforzi la persona. Era più facile, diamo tutto, e adesso siamo arrivati a un punto che tutto non si può più dare e che è molto difficile spiegare, che costa sacrificio, che però migliora le persone, secondo me. Perciò il tempo della crisi vuol dire difficoltà e opportunità. Anch'io sono un ottimista, vediamo di prendere l'80% delle opportunità e solo il 20% delle difficoltà. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Io ringrazio gli ospiti che ci hanno fatto compagnia, l'assessore ai servizi sociali Remo Sernagiotto, assessore Veneto ai servizi sociali, la dottoressa Valeria Zavan. Questa sera ha specificato come fiduciaria non alcolista di Alcolisti Anonimi, in realtà anche responsabile di SOS SERD di Novi Ligure, il dottor Graziano Bellio, che è direttore del SERD di Castelfranco Veneto, e la dottoressa Giulia Pessa, psicoterapeuta e specialista in... Gloria, ho un nome più... porti pazienza, siamo arrivati ormai, siamo veramente alla frutta evidentemente, chiedo scusa. La dottoressa Pessa, così non dico il nome, risolvo tutti i problemi. Per il contributo, grazie a tutti per il contributo che ci avete dato. Francesca, lascio a te il compito di chiudere, anticipando anche i contenuti della prossima puntata. Vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver prestato attenzione anche questa sera. L'appuntamento con la piazza è come sempre venerdì prossimo alle 21 in diretta dai nostri studi di Padova con i colleghi Michaela Faggiani e Alberto Feltrin. Il tema sarà quello della violenza in famiglia, in particolar modo violenza sulle donne. Quindi vi aspettiamo venerdì prossimo alle 21 in diretta da Padova, Fatti Nostri la Piazza, e vi ringraziamo nuovamente per essere stati con noi. Grazie e buona serata.